Cavazzale, il 64enne Tiziano Segato, trovato morto nel suo appartamento in una pozza di sangue. Shock in paese, si indaga per omicidio e l'ipotesi di una lite degenerata a dare l'allarme un 30enne straniero. Il vicentino funestato anche da un incidente mortale. Un motociclista di 58 anni ha perso la vita nel pomeriggio finendo fuori strada a Monticello di Fara. 5 anziani travolti e uccisi è il tragico bollettino di guerra dall'inizio dell'anno dalle strade padovane. L'ultima vittima, Laura Rude, 85enne, investita sulle strisce. Violenta aggressione in un bar di Brugine, un uomo è entrato con le forbici e ha colpito la barista, denunciato dai carabinieri. Vigilia della reintroduzione del contributo d'accesso a Venezia per gestire i flussi turistici. Per l'associazione albergatori dovrebbe rimanere in vigore tutto l'anno. Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse dalle zecche. A Feltre il punto dell'Ulls 1 Dolomiti e la testimonianza di un 45enne guarito dall'encefalite. Presentata a Milano la candidatura di Bassano del Grappa, capitale della cultura 2029, da Canova a Remondini fino al Ponte Palladiano. La città scopre i suoi tesori. Federica Pellegrini di nuovo mamma, all'ospedale di Negrar è nata Rachele, la secondogenita della campionessa di nuoto. Il 2 aprile entra nella storia del Treviso Calcio, i biancocelesti tornano in Serie C con 4 giornate di anticipo e dopo anni molto difficili, poste sui social anche da parte del sindaco Mario Conte. Benvenuti all'appuntamento con il nostro notiziario regionale che apriamo con la cronaca. Andiamo a Monticello Conte 8 nel Vicentino, dove è stato trovato senza vita in una pozza di sangue, in casa un uomo ed è giallo a Cavazzale. Ci sono indagini in corso per fare luce sull'accaduto. Zona transennata, via Fogazzaro, la Palazzina, Cavazzale, frazione di Monticello Conte 8, dove stamattina intorno alle 11 è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, Tiziano Segato, di 64 anni, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato trovato riverso in casa al piano terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme e indicare l'abitazione ai carabinieri sarebbe stato un uomo che ora sarà sentito dagli investigatori. Nell'abitazione, oltre al personale sanitario, hanno lavorato carabinieri, gli uomini della scientifica, gli investigatori della squadra mobile affiancati dal pubblico ministero Blattner per far luce sull'accaduto, dai contorni ancora tutti da chiarire, per cui non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Rilievi sono stati eseguiti anche nella piazza adiacente alla ricerca di informazioni che possano essere utili a ricostruire la vicenda. Piazza dove insiste una scuola dell'infanzia chiusa per le festività, sul posto a seguire la vicenda il primo cittadino. Non c'erano le scuole aperte perché in questa piazza c'è una scuola materna parrocchiale e non ci sono, infatti era qui prima anche un insegnante di questa scuola materna, ha detto per fortuna non c'erano qua i bambini. E ancora la cronaca perché è funestata la nostra regione dagli incidenti con un motociclista di 58 anni che è morto questo pomeriggio a Monticello di Fara. Siamo nel Vicentino, lo schianto è avvenuto in una strada di campagna. Tragedia nel primo pomeriggio a Sarego, in via Palazzetto, a Monticello di Fara. Un uomo di 58 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro verso le 13:30 stava percorrendo la strada quando, per causa in fase di accertamento, ha sbandato uscendo dalla carreggiata. Il mezzo è finito nel fossato sul lato opposto della strada in mezzo alla campagna. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul colpo. Inutili soccorsi. Il personale sanitario, intervenuto celermente, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi per chiarire l'esatta dinamica. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. È l'ennesima tragedia della strada nel territorio comunale di Sarego, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza e sul rischio, sempre presente anche nei tratti apparentemente più tranquilli come quello di via Palazzetto. E sono 5 in tutto gli anziani travolti e uccisi. È un tragico bollettino di guerra quello che arriva dall'inizio dell'anno dalle strade padovane. L'ultima vittima è Laura Rude, 85enne, investita sulle strisce pedonali. La vede che c'è un dosso, c'è un limite di velocità, ma
Una buona parte non lo osserva. C'è un deterrente lì che non funziona da anni, ma purtroppo la velocità qui è impossibile. Ci sono delle auto che fanno urlare il motore quando passano. E qua corrono tanto, corrono. Non rispettano i limiti qua nessuno. Ci sono quelle macchinette lì, non servono a niente. Sotto accusa c'è la velocità, mentre cresce il bilancio delle vittime sulle strade padovane. Sono 5 gli anziani morti dall'inizio dell'anno, travolti mentre camminavano o erano in bicicletta. L'ultima vittima è Laura Rude, 85enne, ex medico e volontaria nelle cucine popolari di Padova, investita sulle strisce pedonali il 19 marzo in via Trieste. È morta dopo 11 giorni di agonia in ospedale, lo stesso in cui aveva lavorato per anni. Pochi giorni prima, il 31 marzo, a perdere la vita erano stati l'89enne Anna Polese, travolta da una moto a Campodoro, e Luigi Rosso, che di anni ne aveva 80, investito mentre pedalava in via dei Laghi a San Giorgio in Bosco. L'uomo era sbalzato in un fossato dopo l'impatto con un'auto. Il tragico bilancio si completa con altri 2 incidenti avvenuti a febbraio. Il 16, Ermenegildo Favero, di 70 anni, investito da un SUV lungo la Valsugana, a Curtarolo, mentre era in bicicletta. Il 27, Antonio Piazza, di 84 anni, travolto da un camion a Cittadella mentre attraversava la strada con la bici. E corrono molto forte, cioè veramente, quando andiamo noi fuori, anche perché abbiamo la terra di là, andiamo spesso, cioè bisogna stare attenti, ma veramente anche con la macchina vai fuori, cioè corrono tantissimo. È una cosa, diciamo che nella statale si corre meno, nella statale di San Giorgio, è più, qua invece sia camion che trattori, anche i trattori che adesso corrono tantissimo. 5 incidenti, 5 anziani che non potranno più tornare a casa dai loro cari, una spirale mortale che si spera si interrompa al più presto. Violenta aggressione in un bar di Brugine, siamo nel Padovano, un uomo è entrato con delle forbici in mano, ha colpito la barista ed è stato poi denunciato dai carabinieri. La telefonata al 112 è arrivata nella tarda serata di ieri. All'altro capo del filo la titolare di un bar di Brugine che raccontava, terrorizzata, di essere stata aggredita da uno degli avventori che l'aveva colpita con un paio di forbici e stava minacciando gli altri clienti. I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco, in zona per i quotidiani servizi di controllo del territorio, si sono recati sul posto. L'aggressore è stato individuato e fermato. Durante la perquisizione sono saltate fuori le forbici che l'uomo, un 41enne residente a Legnaro, aveva tentato di nascondere nei pantaloni. Per il 41enne è scattata la denuncia. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. La donna aggredita è stata condotta in ospedale a Piove di Sacco. Lavori di manutenzione del manto stradale sul ponte Darwin, siamo in zona Padova Est e conseguente chiusura di 2 carreggiate. È caos in città con una giornata di passione per chi è transitato in quella zona della città e i disagi continueranno fino a sabato. Lavori di manutenzione necessari, ma nonostante la chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, è stata una giornata di passione per chi doveva transitare sul ponte Darwin a Padova. Questa è la situazione di caos della mattinata con lunghe code che dalla tangenziale si sono riversate anche agli ingressi della strada regionale 308 del Santo fin da Cadoneghe. Lavori necessari, spiega l'assessore ai lavori pubblici del comune di Padova, Luigi Alessandro Bisato, che interessano il tratto e confini a nord. Dalla zona nord di Padova verso la zona industriale sarà ridotto da 3 corsie a una corsia. Bisogna fare dei lavori urgenti di manutenzione del manto stradale e vanno fatti tutti in un tempo, come dire, uno dietro l'altro. Non è possibile riaprire la strada facendo. Perché? Perché bisogna fresare il manto stradale, fare un intervento per la messa di una guaina trattandosi di un impalcato che è su ferro e poi la stesa del nuovo manto stradale. I lavori, necessari per la sistemazione di uno dei nodi stradali più importanti della città di Padova, dureranno fino alla giornata di sabato. Una stagione di manutenzioni solo all'inizio, spiegato il comune, che chiede pazienza per gli inevitabili disagi. A Venezia ora con la vigilia del contributo d'accesso che sarà attivo da domani fino al 26 luglio per gestire i flussi turistici, ma i veneziani continuano a essere divisi sull'argomento. A
aprile, maggio, giugno, luglio. Torna il contributo d'accesso dal 3 aprile al 26 luglio per 60 giorni dalle 8:30 alle 16. Una misura per contrastare i flussi turistici in città che però non mette tutti d'accordo. Alla vigilia del ritorno del contributo d'accesso i veneziani continuano a essere divisi. Per gli albergatori i risultati ci sono. È una misura che è importante per la città di Venezia, riconosce l'importanza e il valore del turismo residenziale, quello che pernota, perché chi pernota nel comune di Venezia, quindi non solo nella città antica, quindi negli alberghi, nelle strutture extra-alberghiere, che sia a Mestre, che sia al Lido, che sia nelle isole, non è tenuto a pagare il contributo d'accesso, perché con la prenotazione dell'albergo riceve il QR code per l'esenzione, quindi può accedere in città senza nessun problema. Non è la soluzione di tutti i problemi della gestione dei flussi turistici, però è un elemento che permette di programmare l'afflusso delle persone e quindi programmare i servizi. L'altro è cercare di incentivare a venire magari nei momenti più di bassa stagione, quindi è un contributo corretto. Noi auspichiamo che si attui tutto l'anno, in modo che diventando a regime ci possa essere un pieno controllo dei flussi. Di diversa opinione la consigliera di municipalità nota come Lady Pickpocket Monica Poli, secondo cui la misura andrebbe invece pensata diversamente. Fatto così sinceramente non serve a nulla. I flussi turistici vanno gestiti in un'altra maniera, cioè ben venga un contributo ma non in questa maniera, perché sinceramente serve solo a far cassa. Va ripensato, ma non va ripensato dalle 9 alle 16 nei maggiori giorni, diciamo, del weekend. Deve essere gestito a 24 ore con una carta servizi dove noi diamo dei servizi e anche i soldi che poi rimangano portino a noi veneziani, alle 47.000 persone che rimangono a Venezia, un beneficio. E mentre si discute, la sperimentazione del contributo prosegue con qualche modifica per ottenere l'esenzione. Dovranno pagare i visitatori non veneti che non alloggiano nel comune di Venezia e non hanno amici o parenti in città. Inoltre chi prenota nel portale con 3 o più giorni d'anticipo pagherà 5 euro, mentre gli altri 10 euro. Sono già 25.000 i prenotati per il primo weekend, 41.300 in totale. Tra chi non dovrà pagare i residenti a Venezia e i loro familiari, gli studenti delle università veneziane, i minori di 14 anni, i lavoratori e chi paga un affitto o ha una casa a Venezia. La prima legge regionale di bilancio della presidenza di Alberto Stefani è stata approvata in uno spirito di dialogo con l'opposizione guidata da Giovanni Manildo. Ci sono stati infatti diverse voci bipartisan in aula. Il Presidente Stefani fin dall'inizio del suo mandato ha detto che se c'erano buone proposte le avrebbe accolte, in questo caso una iniziativa per mettere assieme studenti ed anziani, condiviso anche dal Presidente del gruppo dell'opposizione Manildo, quindi hanno firmato un emendamento assieme sulle buone iniziative e penso che con la collaborazione ci deve essere. Quell'emendamento a doppia firma Alberto Stefani, Giovanni Manildo, ribattezzato prontamente Stefanildo, è la nuova parola, la più usata in questi giorni di approvazione della manovra di bilancio in Consiglio regionale e inizia forse a vivere al di là del caso specifico come simbolo di un possibile dialogo tra maggioranza e opposizione che vada oltre il muro contro muro delle precedenti legislature. Su alcuni temi strategici come la valorizzazione dei giovani, la riforma delle IPAB, la sanità territoriale, ritengo doveroso che ci sia una convergenza politica e su questi temi riusciamo a fare riforme strutturali. Di questo c'è bisogno e questo faremo e sinceramente se maggioranza e opposizione riescono a dialogare per il bene del territorio penso sia solo qualcosa di positivo di cui sinceramente sono felice. Io penso che temi fondanti, temi fondamentali richiedano uno sforzo comune per trovare le soluzioni migliori, ognuno partendo dalle proprie idealità e dalla propria identità e questo come nuovo corso, questa nuova centralità del Consiglio regionale mi piace molto. Se Stefanildo, l'acronimo, sta per dire il Consiglio regionale su temi fondamentali torna al centro, mi piace. Il clima è talmente cambiato che si apre anche Riccardo Szumski, autore alle ultime regionali di un ragguardevole exploit elettorale con Resistere Veneto, proprio presentandosi al di fuori dei due poli. Noi ci siamo astenuti ieri,
notizia, guardate che nessuno ha colto la novità, ma non nel merito, lo ribadisco, perché c'è l'apertura a una nostra proposta fatta in aula il giorno precedente di una costituente per l'autogoverno. Cogliamo questa novità che nessuno aveva mai messo in essere così concretamente con una dichiarazione ufficiale, e Stefani l'ha raccolta. Io attendo altri sviluppi, ma su questo piano ci siamo. Poco distante incontriamo due consiglieri politicamente agli antipodi, Flavio Baldane del Movimento 5 Stelle, Stefano Valdegamberi, eletto in quota Lega e ora dato verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Credo che un'amministrazione seria, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, lavora per il bene del Veneto e cerca una condivisione degli obiettivi, quindi non c'è nessun imbarazzo. Era una bella proposta quella di Manildo. E sono proposte di buon senso, non vedo cosa ci sia. Difatti tante volte fare un'opposizione sulle barricate, sulle cose di buon senso, significa non fare il bene del Veneto. Abbiamo trovato un accordo, fra virgolette, fra maggioranza e opposizione. In questo momento non era possibile far molto di più nel bene dei cittadini, insomma, ecco, questo è stato l'obiettivo principale. Poi il vero bilancio, le vere discussioni, le risorse che servono, bisognerà ragionare su questo, sarà fatto da settembre-ottobre, quando entreremo nel bilancio del 2027. L'ULSS 1 Dolomiti fa il punto sulla prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalle zecche e sull'encefalite. E a testimoniarlo stamattina all'ospedale di Feltre la storia di un paziente guarito e attualmente in riabilitazione. È stato un percorso molto duro, sono stati passati 2 mesi in rianimazione, dopodiché pian piano al risveglio iniziare a muovere qualche arto. Un percorso tutto in salita, iniziato a maggio dello scorso anno e tuttora in corso, inizialmente a rischio della vita, oggi con la prospettiva di un recupero funzionale dei deficit motori e cerebrali causati da una encefalite provocata da una puntura di zecca. 45 anni, Alberto Chele, originario di Frescada di Preganziol nel Trevigiano, ma risiede da tempo a Borca di Cadore. Dopo 2 mesi di rianimazione, 7 sono stati quelli trascorsi all'ospedale di Motta di Livenza e ora è ricoverato alla Mon per la fisioterapia, che lavora sul recupero della forza degli arti. L'indipendenza l'ho finalmente ottenuta e bisognerà continuare a lavorare ancora a lungo, il percorso è sicuramente lungo. La storia di Alberto Chele fa emergere la gravità, spesso sottovalutata, della puntura di zecca. 12 i casi di TBE diagnosticati in ULSS Dolomiti nel 2025, nessuno al momento nei primi 3 mesi del 2026, anche perché la stagione delle passeggiate nei boschi e nelle aree prative non è ancora iniziata. Il rischio però è altissimo, al pari dell'incidenza, che è rilevante in provincia di Belluno rispetto alle altre province del Veneto. Fondamentale la vaccinazione. Questa vaccinazione è estremamente importante perché è l'unico modo per prevenire l'encefalite virale da zecche. È un virus che non ha una cura specifica e la vaccinazione è altamente efficace e effettuandola si può prevenire quasi al 100% il rischio di contrarre un'infezione di questo tipo. Per i residenti nel territorio dell'ULSS 1 dal 2019 la vaccinazione è gratuita, prezzo calmierato per il resto della popolazione del Veneto. La vaccinazione può essere iniziata in qualsiasi periodo dell'anno sapendo che necessita di un ciclo primario a 3 dosi prima di essere pienamente efficace, quindi ci vorranno comunque da quando è iniziata almeno 6-10 mesi per poter avere un'efficacia completa. Se d'estate venite sui montagna dalle parti lì, Cadore eccetera, vaccinatevi. Sicuramente meglio vi evitate almeno questa trafila, questo iter che mi è capitato. Federica Pellegrini di nuovo mamma. Nelle scorse ore infatti è nata Rachele, la secondogenita della campionessa di nuoto. L'annuncio è arrivato via social dalla Divina e dal marito Matteo Giunta. Rachele è nata nello stesso ospedale della sorellina più grande, Matilde, che ora ha 2 anni e che ha scelto il nome Rachele. Il parto è avvenuto a Sacro Cuore Don Calabria, a Negrardi, Valpolicella, a pochi chilometri da Verona. Federica, che aveva scelto da tempo di partorire con un cesareo programmato, ha scritto su Instagram: la nostra piccola è nata con la luna rosa. Ora andiamo a Milano, dove oggi alle Gallerie d'Italia è stata presentata ufficialmente alla stampa la candidatura di Bassano come capitale italiana della cultura 2029. La prossima capitale della cultura italiana potrebbe essere Bassano del Grappa.
La città veneta, nota per il ponte Palladiano, con l'iconica struttura in legno coperta, ha infatti presentato ufficialmente la sua candidatura come capitale per il 2029, seguendo la nomina dello scorso anno a Città Veneta della Cultura. Una grande opportunità. Bassano la possiamo definire l'8ª provincia del Veneto, si trova nel cuore della Pedemontana, centro di economia, di crescita, ma anche e soprattutto un punto di riferimento per le nuove generazioni. Infatti il nostro programma, il nostro obiettivo è creare una candidatura proprio basata sui giovani, quindi sulle opportunità da offrire alle nuove generazioni attraverso la riqualificazione di determinati edifici, ma anche dando la possibilità di farsi una vita all'interno della nostra comunità. Oggi il tema dei giovani è un tema purtroppo sottovalutato, ma stiamo facendo un lavoro in sinergia anche con le associazioni di categoria proprio per sviluppare delle politiche che possano attirare giovani all'interno del nostro territorio. Un obiettivo ambizioso, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa questo importante obiettivo. E da offrire a visitatori e cittadini, Bassano ha molto, dal più ampio patrimonio artistico al mondo di Antonio Canova a quello di Possagno, dai musei civici tra i più antichi della regione alla collezione pubblica di Jacopo Bassano e della sua bottega. Bassano del Grappa diciamo che da sempre è contraddistinta da una forte vocazione culturale. Abbiamo davvero grandi collezioni all'interno dei nostri musei civici, dai dipinti dal Poltiani alle sculture del genio canoviano. Quindi diciamo che davvero Bassano ha tanto da offrire e vogliamo continuare su questo, quindi su quelli che sono i nostri punti di forza, ma anche sulla visione che abbiamo per una città sempre più moderna, all'avanguardia interconnessa, proprio per questa importante candidatura a capitale italiana della cultura. Un'importante occasione per la città, ma anche per la Regione Veneto, che continua ad affermarsi come meta culturale di spicco nel panorama internazionale. Una città straordinaria nel cuore della Pedemontana, meta di tantissimi visitatori, che continua ad investire nello sviluppo sostenibile, in nuovi spazi da destinare ai giovani, nella capacità di riqualificare l'esistente per guardare al futuro. Bassano, terra di storia e di cultura, è un laboratorio che guarda alle città del futuro e la Regione del Veneto è orgogliosamente al suo fianco. Lo sport ora, il calcio, con il 2 aprile che entra nella storia del Treviso Calcio. I biancocelesti infatti tornano in Serie C dopo anni difficili e con 4 giornate di anticipo. Decisiva la vittoria per 1-0 sul campo dell'Altavilla, ma a fare la differenza sono stati anche i risultati degli altri campi, la sconfitta dell'Union Clodiense, il pareggio del Legnago Salus. In città è già festa, la squadra è attesa questa sera intorno alle 20 in zona Bottegon per celebrare insieme ai tifosi un traguardo storico. Post sui social anche da parte del sindaco Mario Conte, un progetto, ha detto, nel quale abbiamo sempre creduto anche durante i momenti più difficili. E ora la Pasqua, perché ci sono 2 importanti appuntamenti delle celebrazioni pasquali che saranno trasmessi in diretta da Antenna 3 domani, venerdì e la domenica di Pasqua. Domani, venerdì santo alle 15, sulla nostra emittente, andrà in onda in diretta la celebrazione della morte del Signore con adorazione della croce dal santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Il giorno di Pasqua alle 10 invece trasmetteremo la Santa Messa in diretta dalla Basilica di San Marco a Venezia, celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. È tutto per questa edizione del nostro notiziario regionale, grazie per averci seguito, arrivederci.